Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a una domanda dell'amico William Giordano che mi segue e ha fatto una bella domanda nella pillola Incontro col basso astrale a cura di Marietto Veneziano. E praticamente la domanda è questa, cioè ma se tu hai rischiato e rischi il basso, gli altri cosa dovrebbero dire? Però prima di iniziare la pillola, il vostro Marietto Veneziano vuole chiedervi di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard e il canale YouTube di Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, che ormai voi lo sapete, il canale, i gruppi Facebook hanno solo i migliori di tutto il mondo Face, quindi state tranquilli che se vi iscrivete troverete gente simpaticissima. E poi anche al canale di Hildegard Marietto Veneziano su Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera coadiuvati sempre con Midas teniamo un percorso di esoterismo gratuito. Vi vorrei dire anche un'altra cosa molto importante, perché ultimamente ricevo troppe domande in PVT se faccio risposte gratuite. Le risposte gratuite ci sono solamente al mercoledì sera alle 20:30 del vostro Marietto Veneziano, sul canale del vostro Marietto Veneziano con Hildegard, e al sabato pomeriggio alle 3:30 o alle 4, sempre gratuite. Lì potete fare tutte le domande. Se mi contattate in PVT sappiate che il costo è di 20 euro. Bene, ritorniamo alla domanda del signor William Giordano. Allora, io personalmente mi sono salvato grazie a una moto Guzzi da 300 kg con chi la guidava a 7 anni e mezzo, che mi ha centrato in pieno e praticamente sono andato dall'altra parte del velo, ho visto alcune cosettine e poi sono tornato indietro, anche perché prima dei 7 anni e mezzo ho avuto un bel po' di lavoro da fare. Anche perché sono nato in una famiglia un pochettino che era un po' sopra delle righe, diciamo così, in modo molto modesto, e quindi di conseguenza ho iniziato a un'età prematura a darmi subito da fare, e quindi chiaramente se non interveniva qualcuno dall'alto il vostro Marietto molto probabilmente a quest'ora era già nel basso astrale. È chiaro che poi cammin facendo mi sono dato da fare per capire da che parte era il nord, quindi mi è stato detto che, o mi hanno fatto vedere meglio ancora, che a 60 anni poi dovrò affrontare un peso massimo dell'esoterismo che però è dalla parte sbagliata, dalla parte nera, e quindi anche lì il vostro Marietto dovrà in un certo senso togliersi i guanti bianchi. Perché? Perché questo personaggio, che esotericamente è un gigante, sta facendo dei danni nel mondo dell'esoterico e sta mettendo dei cancelli davanti a delle persone che praticamente grazie a questo personaggio non riescono a passare dall'altra parte e andare nella luce. Quindi anche lì, quando uno si toglie i guanti bianchi, non è che, come si suol dire, perché uno è alto di Bovis poi non rischia come gli altri. Io ho conosciuto gente di 14.500 Bovis scendere a 2.500, cioè bisogna sempre tenersi pulito, sempre il campo eterico, i corpi sottili devono sempre essere belli lucidi, anche perché dobbiamo guardare un po' in faccia la realtà. Se noi accendiamo la TV e guardiamo gli altri stati non occidentali, vediamo che noi siamo veramente privilegiati, abbiamo tutte le carte in regola per veramente fare una vita di santificazione, e invece o per un motivo o per l'altro cerchiamo sempre di schivarlo libero. Quindi il Marietto è uguale a tutti, rischia come tutti, non ha nessun tipo di raccomandazione se non quella di sapere che esiste realmente il basso astrale, e l'ho visto. Io mi salverò non perché sono il più bello, bravo e intelligente degli altri, ma semplicemente perché come tutti gli altri mi dovrò dare da fare per cercare di non andare nel basso astrale. Vi ricordo che una delle cose più brutte che possa succedere a una persona è andare nel paradiso di Brissago. Tutti gli esoteristi che sanno che cos'è il paradiso di Brissago tremano. Ho visto il capitano degli Alpini in Torino tremare e piangere perché aveva visto dove sarebbero andate alcune persone, anche perché, lo ripeto, molte persone sono innocenti, non hanno colpa, finiscono in basso astrale solamente perché sono robotizzate, sono degli innocenti che vanno a macello.
come quando voi guardate gli agnelli a Pasqua che vengono maciullati. Ecco, esattamente la stessa cosa. Quindi il mio invito è sempre quello di seguire le pillole di Hildegard del vostro marito veneziano per trovare un piccolo aiuto a cercare di uscire da questo nebbione. E lo ripeto, anche se uno è alto di Boris non è una garanzia, bisogna sempre togliersi i guanti bianchi e con le unghie cercare di andare avanti. Poi è chiaro che c'è quello che è nato con un karma fortunato, ma non intendo dire un karma materiale, con un karma benedetto, fortunato, che gli andrà sempre bene e non scriverà per questa vita in basso astrale, ma tutti gli altri, come diceva il grande paladino, sono destinati a scendere nel basso astrale ed essere schiavi di maghi neri. E non c'è sconto per nessuno. Io ho visto dei giganti che magari hanno lasciato questo mondo con di quella materialità che da rabbrividire, che adesso in questo momento li ho proprio visti nel basso astrale a 26 anni, che erano lì che urlavano, stridevano. Era un posto che Sai Baba sarebbe riuscito a resistere 30 minuti. Quindi capirete voi che cosa sta aspettando per molte persone. Questo non è terrorismo, ma è realismo. Le cose sono fatte così, non ci si può schivare, non si può saltare l'oliva. O si va verso la scala di Giacobbe e si cerca la Keter, oppure non ce n'è per nessuno. Bene, cari amici, il vostro Marietto voleva solo rispondere a William Giordani, che è stato molto gentile a fare questa domanda. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.